questa prima puntata di Viaggiando nel Vino. Cos'è il Blues and Wine Festival? Le cene degli awards, le eccellenze del territorio, i galà del Blues and Wine Festival, storie di vitigni e vini alla ricerca della vera origine del Nero d'Avola, il convegno annuale di ampelografia e la notte finale dei Blues and Wine Awards. Partiamo! Benvenuti a bordo di Viaggiando nel Vino, rubrica di cultura e approfondimento del Blues and Wine Soul Festival. In quelli che saranno almeno 10 appuntamenti ci occuperemo di cantine, frantoi, ristoranti, musica e territori, ma soprattutto della storia che accompagna tutto questo. Da ben 22 anni ormai il nostro evento è considerato il più grande wine music festival nel mondo. Diffonde i migliori vini, cibi e territori attraverso la grande musica della sua, o meglio della mia, Joe Castellano Super Blues and Soul Band e di tantissimi grandi artisti e formazioni che hanno fatto la storia di questi generi musicali. Un evento partito nel 2003 da Agrigento e poi diffusosi in tutta la Sicilia con tappe anche in altre regioni italiane, che ha avuto come padrino il grandissimo Luigi Veronelli e che è stato premiato dal Formez e dal Ministero dei Beni Culturali già nel 2005 come un nuovo modo di fare turismo e cultura. Se i grandi galà e i concerti estivi con relative degustazioni sono il clou degli eventi all'aperto, in inverno le cene che vanno alla scoperta di vitigni e vini nei migliori ristoranti sono altrettanti appuntamenti vissuti con grande passione dal pubblico dei Blues and Wine Lovers. Ma le cene finali dei Blues and Wine Awards, che eleggono i migliori vini e oli dell'anno, il travolgente gospel dei cori delle chiese battiste americane nel periodo natalizio e l'annuale convegno di ampelografia e studio del vigneto italiano con i più grandi studiosi della materia, chiudono il cerchio della bellezza di una manifestazione che è reputata unica al mondo. Quindi, solo per queste occasioni, lascio per un attimo la mia grande band e cerco attraverso questi spazi di raccontarvi tutto questo mondo di vitigni, vini, cantini, musica e territorio. Per questa prima puntata partiamo dalle due giornate dei 17esimi Blues and Wine Awards, appena celebrati stavolta tra Agrigento, Racalmuta e Milena. La prima serata degli Awards ha voluto premiare le antiche trattorie, un patrimonio importantissimo di storia, cucina, cultura e tradizioni da salvare che spesso si associa alla storia dei piccoli borghi. In uno di questi piccoli borghi, quale Milena in provincia di Caltanissetta, si trova il ristorante La Lanterna del bravissimo Lillo Raimondi, dove come sempre tanti amici hanno potuto godere assieme a noi di questa splendida cucina antica. Allora, stasera primo simposium alla Guia Persa no, ma invece alla Lanterna sì. Quindi Milena, profonda Sicilia, meravigliosa cucina antica, grande Lillo Raimondi, è stato ed è una grande serata veramente. 30 vini in assaggio, 30 vini tra i migliori del festival, quelli che abbiamo premiato con la gran menzione Platinum di quest'anno. È stato veramente un tripudio di sapori, di oli, di grandi oli italiani. Un momento da ricordare, come noi faremo in ogni puntata di questo format che tra poco il Blues and Wine si appresta a produrre, che si chiamerà il Simposiarca, storie di vini, territori, cucina e tanto altro. Quindi meraviglioso, un pubblico meraviglioso, gente che ha apprezzato la convivialità, perché io dico sempre da band leader che musica e vino non devono mai dividere, ma devono sempre unire, e stasera abbiamo unito tutti come sempre. A voi la serata. Ain't nothing I can say, nothing I can do. Ma incontriamo subito Lillo, nostro Blues and Wine Award 2023 per la ristorazione. Il Blues and Wine a Milena dal grande Lillo alla Lanterna per
onorarie quelle che sono le antiche trattorie e i grandi ristoranti antichi siciliani. Un omaggio che vogliamo fare soprattutto ai piccoli borghi, come già facciamo da 16 anni, perché appunto salvare i piccoli borghi e salvare queste realtà significa salvare la cucina siciliana. Lillo, una battuta su quello che è per te questa tua missione di preservare la cucina siciliana. Per noi non è difficile, basta andare in campagna e prendere quello che ci dà la campagna. Qua ovviamente tu hai anche una ricotta che prendi, i formaggi che prendi da un pastore che è appena qui accanto a te. Quindi i prodotti tipici del territorio. Esatto, sono innanzitutto quella che è la ricetta vincente ancora oggi di una cucina che rischia se no di perdersi. E soprattutto è la ricetta vincente di quella che è il futuro della cucina. Il futuro della cucina non è certo il gourmet, ma il futuro della cucina è tornare alle origini. Tornare alle antiche trattorie. Lillo è un maestro di questo. Mentre in collegamento webinar nella serata abbiamo voluto incontrare la sempre attenta Roberta Garibaldi, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, abbiamo focalizzato l'attenzione sull'importanza di questi luoghi e dell'enoturismo, anche in funzione di una preservazione e tutela dell'agricoltura di qualità e quindi di un possibile importante sbocco lavorativo per tanti giovani che invece purtroppo oggi in massa abbandonano questi piccoli centri che rischiano davvero l'estinzione. Ma torniamo alla cena del simposio, ai nostri oltre 30 vini in libero assaggio delle più prestigiose aziende siciliane e italiane. Lillo ha abbinato ricotta calda col siero, il macco di fave col finocchietto selvatico, i ravioli fatti in casa, ripieni di ortiche e ricotta fresca e conditi con un leggero sugo di pomodoro. Uno strepitoso agnello al forno accompagnato dal maiale al sugo e dalle polpette di pane. Poesia! E infine la chicca! Gli straordinari cannoli fatti ancora a mano nelle cucine della Lanterna e ripieni di quella freschissima ricotta fornita dal pastore la cui masseria dista dalla Lanterna pochissime centinaia di metri. Già da soli questa magnificenza di cannoli giustificano l'assegnazione a Lillo Raimondi del nostro Blues and Wine Award 2023 per la ristorazione. Non canto né pa' morire né pa' amanti, che non mi passava troppi lamenti, io per la donna mia che non ti vuole. Ma quella sera abbiamo portato anche gli eccellenti oli italiani, premiati con il nostro primo Bop Award. Ad essi abbiamo unito un'eccellenza del pane di queste zone, come quello prodotto dall'azienda Terra Dunci dei signori Pendolino di Aragona. Vediamo che ci dice Rosario Pendolino in merito nella nuova sede di Agrigento. You see the need to carry all the music on that love. Siamo qui stasera con Rosario Pendolino e Terra Dunci, questa realtà importantissima nuova che ha voluto riscoprire i grani antichi, ha voluto fare un nuovo percorso su quello che è il lievito madre, come diceva Rosario.
Noi l'altra sera, nella serata di Milena, il simposio del festival, abbiamo fatto assaggiare il tuo pane aragonese abbinato ai migliori oli italiani, perché c'erano oli anche toscani. Dici due parole sul pane aragonese e poi dici il tuo progetto, qual è effettivamente? Allora, il pane aragonese, ci tengo a dire, è stato sviluppato insieme a Gabriele Bonci, che è stato il nostro primo maestro per quel che riguarda la panificazione con lievito madre e la gestione del lievito madre. Si chiama aragonese perché appunto è un prodotto che nasce interamente ad Aragona. Il panificio Terradunci è nato nel 2018 per l'esigenza di dare stabilità e longevità ad un'azienda agricola di famiglia che insomma è stata fondata nel dopoguerra da mio nonno, poi è ampliata dai miei genitori e infine insomma noi stiamo cercando di tenerla in piedi perché insomma purtroppo i tempi sono cambiati, la produzione primaria agricola non è più, quella siciliana non è più competitiva sul mercato globale, soprattutto come dire, se non si dà un indirizzo più specialistico ai propri prodotti. E quindi diciamo l'idea è stata di mia sorella Maria Luisa, con cui siamo in società. Sì. Io insomma, premetto che ogni sera sono un assiduo sì, frequentatore lo posso del pane aragonese, quindi alla Lo posso fine confermare. sono stato un testimonial. e che quindi insomma nel momento in cui questo panificio venne messo in vendita mi fece questa chiamata dicendomi: sai, c'è un panificio in vendita, perché non pensare di chiudere la filiera, quindi non vendere più all'ingrosso il grano, però trovare un mulino che ci faccia la farina e iniziare a panificare con il nostro grano. Ma il Blues and Wine è in primis tanto blues and soul, con la super blues and soul band di Joe Castellano e tanti altri grandi artisti di fama mondiale. Qual è l'atmosfera delle nostre serate? Beh, basta capire da questi piccoli assaggi presi direttamente dai nostri Blues and Wine lovers. Già, penso dicano tutto. How the stars in the night away. Scriveva oltre 2000 anni fa il grande Diodoro Siculo nella sua biblioteca storica. A quei tempi la città e la regione di Akragas vivevano una condizione di grande benessere. C'erano vigneti di eccezionali dimensioni e bellezza e la maggior parte delle terre era coperta di ulivi, la cui massiccia produzione era destinata al commercio con Cartagine. Sì, proprio da questa foce, dove confluiscono i fiumi Akragas ed Ipsas, per secoli, sia nel periodo greco che in quello romano, dall'antico Emporion, partivano navi cariche di anfore vinarie che portavano il famoso vino di Akragas a Cartagine, in Spagna, nella Gallia o a Pompei. Non si è mai trovato il vero nome del vino di Akragas, ma si sa che i vigneti della città si estendevano lussureggianti fino a tutto l'interno e fino a comprendere parte dell'odierna provincia di Caltanissetta. E guarda caso questo areale è rimasto ancora oggi quello che si considera l'areale principale e più storico di un vitigno come il famoso calabrese detto Nero d'Avola. I romani dopo i greci ridenominarono tutte le tipologie dei vini trovati nell'isola, come anche nel resto d'Italia,
Ma anche loro non diedero un nome al vino di Akragas Agrigentum. Perché? Quello della vicina Camarina, anch'essa all'epoca centro di importanti traffici vinari, fu ridenominato come Mesopotamium, perché prodotto tra i due fiumi all'epoca navigabili, Ippari e Dirillo, a quel tempo chiamato Acates. Ma allora Mesopotamium era il nome del vino di questa zona della costa sud-occidentale della Sicilia e le cui anfore sono state trovate anche a Cartagine e Pompei, o erano due vini diversi, quelli di Akragas e Camarina? Di certo il vino nella storia lascia sempre tracce di sé, ma si devono sapere leggere. Le campagne di Racalmuto, per esempio, erano una pertinenza rurale di Akragas e nella storia il calabrese è sempre stato presente in quella zona, che ancora oggi viene riconosciuta come una delle zone più di qualità nella produzione di questo vitigno. Ma allora il Nero d'Avola aveva come genitore il vino prodotto in queste terre? Assai probabile, anche perché per esclusione questa nella storia è la zona più longeva e continua di produzione di questo vitigno, anche se il mistero rimane. È certo però che da Triocala, odierna Caltabellotta, ad Akragas e per tutta la fascia centro-sud occidentale della Sicilia si produceva una grande quantità di vino che veniva esportato in tutto il Mediterraneo e in tutto il Tirreno. Ne parlerò più ampiamente nel mio libro in corso di produzione, per dare una vera storia sulle origini del Nero d'Avola, o meglio, del calabrese. Viaggiamo con la mente ancora nei vigneti di Akragas, ma adesso andiamo proprio a Racalmuto per l'importante annuale convegno di ampelografia e di studio del vigneto italiano del Blues and Wine Festival, passando sempre a quell'introvabile nome del vino della città dei templi che aveva fatto le fortune del mercante Tellis Ogellia, come ci raccontano nei loro scritti anche Diodoro e Pericleto. Well, I came to the city. I was running from the pain. Quest'anno la prestigiosa fondazione intitolata e dedicata al grande Leonardo Sciascia è stata in quel di Racalmuto sede del nostro ormai sempre più apprezzato convegno annuale di ampelografia e di studio del vigneto italiano. Come ogni anno, ospiti eccelsi studiosi che hanno fatto la storia dell'enologia italiana, come il professor Fregoni, che ha parlato dei rischi sulle ibridazioni resistenti da metanolo, o come il dottor Rosario Lentini e l'enologo Tonino Guzzo, che hanno fatto un quadro su un problema attualissimo come quello delle malattie fungine. Il professor Vincenzo Russo dello IULM di Milano ha come sempre mirabilmente esposto le azioni e gli studi del marketing in merito al vino, mentre assieme a lui, al direttore Luigi Salvo e allo stesso Gio Castellano si è discusso del grosso calo di consumi nel settore vinicolo, nonostante un ormai assai diffuso parlare di vino. La dottoressa Roberta Garibaldi, infine, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, durante il simposio di Milena aveva fatto il punto sull'importanza dell'enoturismo, in un momento così difficile per l'agricoltura italiana, e al contempo illustrato l'espansione del settore nell'ultimo ventennio. Interventi tutti assai interessanti ed apprezzati dai produttori e da tutti gli appassionati presenti, per un appuntamento che è ormai sempre più unico nel suo genere. Se l'anno scorso si era data una nuova verità sulle origini di un vitigno come il Grillo, quest'anno il presidente Gio Castellano ha personalmente presentato uno studio sulle origini del calabrese o Nero d'Avola, che probabilmente, come detto prima, potrebbe essere destinato ad accendere una nuova luce e una diversa storia sulle origini di questo vitigno. La visita della Fondazione Sciascia, dove è racchiusa tutta l'anima dell'opera dello scrittore racalmutese, ha coronato e chiuso un appuntamento davvero importante. Ride that train.
E a fine edizione del Blues and Wine arriva sempre l'attesa cena finale degli Awards, che ormai da 17 anni è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del vino di qualità. Una serata sempre mondana e divertente, dove il pubblico che viene chiamato a votare i vini finalisti, assieme alla giuria ufficiale e di grandi esperti, vota anch'esso quei pochi fortunati, in genere 8 vini, che superate le nomination sono entrati nella finalissima. Serata finale dei Blues and Wine Awards, 22esima edizione ormai si può dire del Blues and Wine Festival, 17esimo Blues and Wine Awards. Cena finale, stasera si votano i vincitori. Grande battaglia soprattutto sui rossi, 3 finalisti anziché 2 perché c'era un ex equo, quindi sarà veramente una battaglia a colpi di calice, come si può dire. Però siamo qui con tanti amici che vengono veramente stasera da tutta la Sicilia e anche dal nord Italia, tanti produttori, tanta gente veramente che fa parte a pieno titolo del mondo del vino. Quindi vi aspettiamo per un grande appuntamento, vedremo chi vincerà. Nella stessa serata degli Awards il pubblico incontra anche produttori di vino e di olio, testimonial, artisti, personaggi della cultura, giornalisti e studiosi della materia, ospiti chiamati a ritirare gli award speciali a loro assegnati prima di conoscere l'esito della votazione finale. Ma matita alla mano, degustando ogni volta piatti eccezionali proposti dagli chef titolari dei ristoranti che vengono prescelti, in un clima di grande allegria e con selezionate musiche in sottofondo, si votano ogni anno 2 vini per ogni selezione, mentre altri 30 non finalisti, ma che hanno goduto della gran menzione speciale, vengono liberamente assaggiati la sera precedente in altro ristorante nella serata di apertura del cosiddetto simposio. Allora, 2 giornate pazzesche, ieri sera a Milena, una cena dedicata alle antiche trattorie, spettacolare, grande Lillo, e stasera a Guia Persa invece la notte degli Awards, ma anche oggi c'è stato il grande convegno di ampelografia e studio del vigneto italiano con tanti studiosi e tanti illustri scienziati della materia. E adesso chiudiamo in bellezza con una serata come sempre mondana come quella degli Awards da 17 anni a questa parte. Speriamo di deliziare con i vini delle aziende che hanno supportato questo Blues and Wine Festival 2023 questa serata veramente di grandi nomi. Alla fine della Grande Cena Awards 2023, lo spumante metodo classico René dell'azienda Feudo di Sisa ha vinto la selezione delle bollicine. Nella stessa serata il primo posto per i vini bianchi è andato al grillo in purezza Principe G, proposto dalla cantina dei Principi di Spadafora di Camporeale. Un super Tuscan come il Fontalloro di Cantina Efessina si è aggiudicato il primato dei rossi, conquistando anche il nostro massimo riconoscimento delle 5 WS, quale vino Blues and Wine Special. E battaglia tra Blues and Wine Special è stata anche nell'ultima selezione, quella dei vini da dessert. Stavolta si è classificata prima la splendida vendemmia tardiva da Syrah del Caid Rosso di Alessandro di Camporeale. Appena alle sue spalle il moscato a fiori d'arancio della Veneta Maeli, come altra veneta dei Colliugani, la Cavignone di Teolo, ha piazzato il proprio Tretinto Rosso Riserva 2020 al secondo posto della selezione di riferimento.
Insomma, come sempre è stata appassionante battaglia di calici tra grandissimi vini di qualità e con grandissimo divertimento di tutto il pubblico. È stata la grande notte del vino del Blues and Wine Hours, dove da sempre ogni sogno è possibile. A partire dalla prossima puntata di Viaggiando nel Vino incontreremo cantine, frantoi, enologi, ristoratori, artisti, territori, titolari di hotel di charme e visionari che, come noi, cercano ogni giorno di diffondere a tutto tondo la bellezza. Il nostro viaggio, anche televisivo, nella conoscenza di tutto questo mondo è solo cominciato. Avervi in ogni puntata con noi a bordo non potrà che rendere più appassionante questa narrazione. Adesso vi salutiamo con la grande musica dello zio Carlos Santana. Noi ci godiamo ancora i magici sapori della notte dei Blues and Wine Awards. A prestissimo e alla prossima puntata di Viaggiando nel Vino. Ciao! Ci fa solo gioia essere stati con grandi produttori, grandi scienziati, grandi studiosi e giornalisti del vino. Il Blues and Wine e il Simposio Arca vi aspettano per tutte le altre grandi puntate che faremo insieme in giro per la Sicilia, in giro per i ristoranti antichi, in giro per tutto quello che è ancora sapore genuino.